Coronavirus, i morti in Veneto salgono a 6, nuovo decesso all'ospedale di Venezia, il Cafoncello di Treviso rimane il primo cluster del Veneto con 93 contagiati e 3 vittime. All'ospedale di Feltre un medico contagiato, la decisione dell'ULSS, operatore in isolamento e sospesa l'attività chirurgica. Da sabato intanto riapre l'ospedale di Monselice che nelle intenzioni della regione potrebbe diventare il Covid Hospital del Veneto. Tra poche ore il collegamento tra il Premier Conte e i governatori Zaia, Fontana e Bonaccini per concordare gli aiuti alle regioni colpite dall'epidemia, necessario rilanciare export e turismo. Iniziativa per ripartire, 6 attività storiche di Piazza San Marco organizzano per il pomeriggio un aperitivo anticrisi, appuntamento alle 17, ma è polemica sull'affollamento. Discarica abusiva e dipendente irregolare che percepiva il reddito di cittadinanza, blitz della Guardia di Finanza in un capannone di Casale di Scodosia. Elezioni regionali, da domani a mezzogiorno fino a venerdì gli elettori del Movimento 5 Stelle voteranno sulla piattaforma Rousseau il candidato presidente di Veneto e Marche. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben ritrovati. L'epidemia di coronavirus in Veneto dunque ancora in primo piano con tutti gli aggiornamenti, mentre il governo in questi minuti riunito a Palazzo Chigi valuta addirittura l'ipotesi sul tavolo di chiudere le scuole in tutte le regioni d'Italia per 15 giorni già da domani o al massimo da lunedì. Nel caso si decida di procedere in questa direzione sarebbe lo stesso Premier Giuseppe Conte a dare l'annuncio, forse anche nell'incontro con le parti sociali che si svolgerà nel pomeriggio a Palazzo Chigi. Dunque in questi minuti il governo riunito a Palazzo Chigi proprio per decidere nuove misure, potrebbe esserci anche questa nuova misura importante per le scuole di tutta Italia, di tutte le regioni d'Italia. Nel frattempo si registrano, abbiamo visto e lo vedremo fra poco, 360 casi in Veneto e un altro decesso nell'ospedale di Venezia, ma a preoccupare è soprattutto ovviamente in questi ultimi giorni il cluster più importante è diventato quello del Veneto, cioè l'ospedale Cafoncello di Treviso. Siamo in collegamento con Lina Paronetto e Francesco Ceron e vedo con il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Lina. Buongiorno, sì, siamo qui in diretta dalla sede della direzione generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, in prima linea ancora, ha convocato questo punto stampa, direttore, per chiarire anche un po' i numeri di questo cluster. Poi ieri sera abbiamo avuto questa sorpresa, chiamiamola così, noi operatori della stampa, di questi 2 decessi in più, sono 3 qui al Cafoncello, di fatto riconducibili alla geriatria. Qual è la situazione, direttore? Intanto mi preme dire che la situazione è sotto controllo, tanto quando ho avuto già modo di dire stiamo ragionando con la direzione medica per sostanzialmente sanificare completamente la geriatria nell'arco di una decina di giorni, quindi portare i pazienti a domicilio seguiti dalla nostra assistenza domiciliare o in ospedale di comunità. Su questo stiamo lavorando proprio per levare, come dire, il focolaio, cioè da dove è partita effettivamente l'infezione del Covid-19. I 3 pazienti, iniziando dal primo caso che già sapete, gli altri 2, l'83enne e la signora di 97 anni, sono morti non certo per Covid-19 ma per patologie, pluripatologie che gli stessi avevano già da tempo e per le quali erano seguite. La signora di 97 anni ha avuto un peggioramento cardiorespiratorio, aveva dei problemi molto importanti cardiaci, per cui è stata messa in rianimazione UTIC e dobbiamo dire la verità, la signora sostanzialmente è stato fatto il tampone, perché noi lo facciamo sempre per definizione ai pazienti che entrano che hanno pluripatologie, ed è risultata positiva, ma di fatto il decesso è venuto per patologie normali, classiche. Lo stesso dicasi del signore di 83 anni che naturalmente era passato per la geriatria tempo addietro, quindi in un periodo in cui non c'era l'indicazione a fare i tamponi a tutti, perché l'unico
l'unico riferimento che avevamo era pazienti che arrivavano dalla Cina, quindi da zone a rischio. È stato all'interno della geriatria, poi la patologia è stata superata, era stato dimesso, è rientrato da noi perché aveva evidentemente delle patologie legate al scompenso cardiaco e altre respiratorie, è stato fatto il tampone come da protocollo ed era stato trovato positivo, però di fatto il paziente soffriva già da tempo di patologie importanti per cui il decesso è collegabile a queste patologie. Ecco, ma nel sentimento delle persone, insomma, è difficile far passare questo messaggio, no? Che non c'è una morte da coronavirus. Non c'è una morte da coronavirus per un motivo molto semplice, lo ribadisco, pazienti di una certa età, e questo ci dispiace comunque per qualsiasi persona che ovviamente muore all'interno di una struttura, ma anche a domicilio, però ecco, volevo chiarire, non c'è nessun collegamento, nel senso che il Covid è una patologia che è una forma virale che comunque non porta alla morte e in questo caso poi non è correlabile assolutamente a questo. Direttore, c'è un paziente a Conegliano? Noi abbiamo un paziente a Conegliano che arriva dal territorio, che anche questo ha una serie di problemi respiratori eccetera, e come da protocollo viene fatto il tampone, al tampone è risultato positivo, vista la patologia abbiamo deciso di metterlo in rianimazione a Conegliano. Il paziente sta andando bene e quindi speriamo che poi la cosa si concluda e possa ritornare anche a domicilio. L'ultima cosa, si dice settimana decisiva, lo pensa anche lei? Io sono convinto comunque che questa sia la settimana che ci metterà a prova tutte le strutture, però come dicevo noi ci stiamo attrezzando, la Regione Veneto ha dato tutte le risorse, per cui io credo che riusciremo a superare bene anche questo momento difficile. Grazie, con questo adesso comincia il punto stampa, noi restituiamo la linea allo studio. Grazie a Rina Paronetto, grazie a Francesco Cerone, grazie al dottor Benazzi. Dunque, questa è la situazione a Treviso, in Veneto dicevamo 360 il numero di casi confermati con l'aggiornamento di questa mattina e intanto appunto arrivano nuove raccomandazioni per evitare il diffondersi del contagio già nelle ultime ore dal governo e siamo in attesa di capire se questa ipotesi di addirittura chiusura delle scuole per altri 15 giorni in tutte le regioni d'Italia sarà confermata dal governo, ma è ancora appunto un'ipotesi sul tavolo del Premier Conte. Allora vediamo la situazione in Veneto. 360 contagiati, in Veneto 27 in più rispetto a ieri, 99 sono i ricoverati, 23 dei quali in terapia intensiva, 4 in più rispetto a ieri e purtroppo si registra un'altra vittima con un nuovo decesso all'ospedale di Venezia che fa salire a 6 il numero dei morti in Veneto. Cresce di 16 persone il numero dei contagi a Padova, esclusa la zona rossa di Vo, dove si registra un nuovo caso per un complessivo numero di 90 positivi. Hanno lasciato l'ospedale 11 pazienti, a Padova 6 a Mestre, 3 a Venezia, 2 a Vicenza, 1 a Treviso. A Treviso i morti sono 3, 1 ciascuno a Padova, Venezia e Mestre, e con i nuovi 11 casi di ieri sera a Treviso, o meglio il reparto di geriatria dell'ospedale Cafoncello sale a 93 casi, diventando così il primo cluster in Veneto. L'epidemia di coronavirus sta mettendo sotto pressione l'intero nosocomio e di nuovi decessi preoccupano, come le nuove possibilità al tampone. Il momento è molto delicato per capire l'evoluzione dell'epidemia e la capacità del sistema sanitario di reggere ad un'eventuale ulteriore diffusione del contagio e dei ricoveri. Intanto dal comitato tecnico scientifico voluto dal governo arrivano nuove regole di comportamento che potrebbero essere inserite già oggi in un nuovo decreto. Si tratta di norme finalizzate ad arginare i contagi per far sì che l'onda dell'epidemia, per usare una metafora utilizzata dai virologi in queste ore, si concretizzi in una mareggiata e non diventi uno tsunami tale da mettere in crisi l'intero sistema sanitario. Raccomandato dunque mantenere la distanza di almeno 1 metro tra le persone, ma in luoghi affollati o dove ci sono tante persone che non si conoscono sarebbe opportuno stare a 2 metri. Questa misura, assieme all'ormai noto lavaggio delle mani, serve per evitare il contatto con le goccioline di saliva che vengono disperse nell'aria e che sono il principale veicolo di trasmissione del virus. Ma le nuove disposizioni riguardano anche l'abitudine di salutarsi con baci, abbracci e strette di mano, meglio
meglio evitare. Un capitolo molto importante è quello dedicato agli anziani, con la raccomandazione a tutti gli over 75 di rimanere in casa o comunque evitare di incontrare estranei. Stessa raccomandazione anche a chi ha più di 65 anni e soffre di patologie che potrebbero aggravarsi se dovesse contrarre il virus. Continuano a fioccare intanto i rinvii o gli annullamenti di eventi, fiere e manifestazioni. Il Vinitaly, Salone Mondiale del Vino di Verona, è stato rimandato da fine aprile al 14-17 giugno. Sentivamo nel servizio di Marta Marangone i nosocomi sotto pressione. A Feltre c'è un medico contagiato dal coronavirus e allora vediamo quali sono le misure che verranno prese in queste ore. Tiziana Bolognani da Feltre. Tiziana. Sì, buongiorno. L'attività chirurgica dell'ospedale di Feltre è momentaneamente rimodulata con la temporanea sospensione delle attività a scopo preventivo e al momento sono garantite solo le urgenze. Questo ha comunicato poco fa l'ULSS 1 Dolomiti, riferendo che sono in corso indagini epidemiologiche per la ricostruzione dei contatti di un caso positivo di Covid-19. A scopo precauzionale alcuni operatori sanitari sono in isolamento domiciliare, pertanto si è resa necessaria la rimodulazione dell'attività chirurgica. Gli utenti interessati alla riorganizzazione degli interventi saranno informati. Il caso positivo sarebbe stato accertato in un medico attivo nel reparto di chirurgia del Santa Maria del Prato. In mattinata si era diffusa la voce dell'avvio delle procedure per il trasferimento di tutti i pazienti del reparto di chirurgia, che potrebbe essere probabile ma che fino ad ora non ha trovato conferma. Nel pomeriggio alle 16 all'ospedale di Feltre è stata convocata una conferenza stampa per fare il punto della situazione. Ieri era stato comunicato anche il ricovero di un paziente affetto da sospetto coronavirus che abbiamo accertato essere all'ospedale di Belluno, ma fortunatamente in serata è arrivata la conferma della negatività dei tamponi eseguiti su quel paziente. A Feltre, struttura nella quale stamattina è scattata invece l'emergenza, il caso come detto riguarda un medico che è in isolamento, è risultato positivo al virus in conseguenza degli accertamenti che sono stati eseguiti tramite doppio tampone a Padova e confermati dallo Spallanzani di Roma. Oltre al medico ci sono altri operatori sanitari che sono stati messi in isolamento domiciliare. Intanto vi segnalo sul fronte del lavoro invece delle aziende, vi segnalo anche la riunione che si è svolta questa mattina in Luxottica ad Agordo. Ha parlato l'ufficio del personale che ha rassicurato le maestranze dicendo che non ci sono casi nello stabilimento di Agordo. Luxottica sta seguendo alla lettera le disposizioni del governo in quanto a sicurezza e igiene e a partire da oggi però ci saranno delle novità immense. L'azienda ha infatti suddiviso gli spazi in settori per i vari reparti, ha previsto scaglionamenti per evitare contatti tra le varie aree e ci sarà un unico orario per la mensa per ogni reparto e la chiusura delle aree break comuni, cioè quelle situate negli atri fuori dai vari reparti. Per ora è tutto, gli aggiornamenti questa sera. A voi. Grazie Tiziana Bolognani da Feltre. Intanto la Regione ha disposto l'incremento di 534 posti letto complessivi in tutte le aziende sanitarie del territorio e presso le aziende ospedaliere di Padova e Verona nell'ambito delle azioni legate all'emergenza coronavirus. I nuovi posti letto aggiuntivi sono suddivisi tra le terapie intensive e i reparti di pneumologia e malattie infettive. Vista la possibilità di quadri di aggravamento in soggetti malati con la necessità di cure maggiormente intensive, il provvedimento è stato preso per assicurare al sistema sanitario la disponibilità di un più ampio numero di posti letto in questo ambito, gestire l'eventualità di picchi tra le persone ricoverate. È quello che aveva annunciato ieri il governatore Zaia e che trova adesso appunto la sua applicazione concreta con l'incremento di 534 posti letto. Intanto sempre ieri un vertice a Padova con i sindaci e l'assessore regionale alla sanità Lanzarin che ha confermato la riapertura dell'ospedale di Schiavonia da sabato e con una novità importante tra le ipotesi sul piatto. L'ospedale di Schiavonia riprenderà la sua attività ordinaria il 7 marzo, ma un'ala con 50 posti letto verrà allestita dove attualmente si trova la chirurgia diurna per accogliere eventuali contagiati da coronavirus qualora il numero aumentasse, mettendo in sofferenza gli altri ospedali. Lo ha annunciato l'assessore regionale Emanuela Lanzarin, che martedì sera ha incontrato a Padova la conferenza dei sindaci della provincia, il prefetto Renato Franceschelli e il direttore generale dell'USL 6 Domenico Scibetta. L'ospedale di Schiavonia ha passato il periodo previsto
chiesto appunto di isolamento, insomma, visto che il primo caso è successo proprio all'interno dell'ospedale di Schiavonia, può riaprire, riaprirà in maniera graduale, ritornerà quindi a un'operatività rispetto ai servizi ordinari, ambulatoriali, di programmazione, e ci sarà però anche una parte, 50 posti circa, dedicati a eventuali posti aggiuntivi che dovessero essere necessari se i numeri dovessero crescere. Questa è una richiesta che ci viene a livello nazionale, a livello governativo, e non sarà solo Schiavonia ma anche altri presidi stanno cercando di attrezzarsi e di aggiungere dei posti aggiuntivi. Quest'ala verrà completamente isolata dal resto dell'ospedale di Schiavonia, ma questa decisione ha scatenato qualche polemica da parte dei sindaci della Bassa Padovana, che un tempo rientrava nell'ex USL 17. Avrebbero gradito un incontro a Schiavonia proprio con l'assessore regionale. Martedì pomeriggio il gruppo di sindaci si è dato appuntamento davanti all'ospedale per dire no ad un hub dedicato al coronavirus. Noi non vogliamo non volere le persone, ma non li vogliamo tutti qua, perché noi abbiamo già fatto una scelta, e questo che purtroppo manca, a mio avviso, una sorta di comunicazione con l'ex 17, perché noi non siamo mai riusciti ad avere qui da noi un assessore, un rappresentante della regione che ci dicesse cosa sta accadendo. In serata al vertice in provincia invece erano presenti 90 sindaci su 101, una presenza senza precedenti, ha detto Alessandro Bolis, sindaco di Carmignano di Brenta e presidente della conferenza dei sindaci. Tutti i colleghi chiaramente hanno avviato quel meccanismo che è la responsabilità, è prevalsa, insomma, la volontà di mantenere i piedi per terra. È chiaro che in queste fasi non è sempre facile. Ho notato oggi in questa assemblea invece importantissima, questa conferenza dei sindaci, una volontà di tutti di riprendere e di riportare al centro quella che è la volontà, insomma, di tutti di portare, di dare quel senso di responsabilità che i sindaci portano quotidianamente. Tanti vertici che si susseguono in queste ore inevitabilmente. Uno molto importante attende il governatore Zaia alle 16 di oggi alla sede della Protezione Civile regionale, a Task Force per il coronavirus, ed è la videoconferenza con il governatore e con il premier, Giuseppe Conte, gli aiuti economici per le 3 regioni più colpite e ovviamente anche il Veneto. Sul piatto ci sarà questo. Allora, Filippo Fois da Marghera, in attesa anche di questo vertice, e so che ti sei anche, hai visto poco fa il governatore Zaia, è così? Esatto, tra poco vi faremo sentire le dichiarazioni che sono state rilasciate dal governatore Zaia proprio all'ingresso della sede della Protezione Civile regionale del Veneto. Nel frattempo è arrivato anche l'assessore Federico Caner. Buongiorno, oggi ci sarà più o meno tutta la giunta presente per confrontarsi col governo assieme ai governatori di Emilia Romagna e di Lombardia. Il turismo, il suo settore, è uno di quelli che sta soffrendo di più. Oggi si parla anche di economia. Che cosa chiederete? Chiederemo, in parte l'abbiamo già fatto perché ieri ho avuto una commissione turismo nazionale, quindi assieme a tutti i miei colleghi, e più o meno abbiamo messo giù quelle che sono le linee guida delle richieste al governo. Oggi avremo appunto questa diretta importante della giunta assieme al Consiglio dei Ministri per replicare le misure. È ovvio che in questo momento di emergenza la prima cosa sono gli ammortizzatori sociali, cioè la cassa integrazione in deroga. Qui abbiamo non solo alberghi ma un'intera filiera del turismo che è in ginocchio, è in difficoltà, deve licenziare, non c'è lavoro, e quindi di conseguenza questo è un settore, ricordo, che non ha paracadute ad oggi, quindi questo va tenuto conto. Quante persone sono coinvolte più o meno? Ma guardi, non abbiamo il numero preciso delle persone, però si sta parlando guardi, io ho un tasso di occupazione degli alberghi che è calato del 50% come minimo, tasso che era del 60%, quindi stiamo parlando del 10%. È ovvio che significa che anche tutto l'indotto, le persone le imprese di pulizie, di facchinaggio, tutti coloro che lavorano attorno al settore è in ginocchio. Tra l'altro turismo significa artigianato, significa commercio, significa trasporto pubblico e anche privato, NCC, taxi, cioè abbiamo tutta una situazione. Ecco, forse con questa cosa ci si è resi conto di quanto importante è il turismo. 18 miliardi in Veneto di fatturato, e Veneto, Lombardia e Emilia insieme fanno più del 40% del PIL nazionale, quindi capite che si mette in ginocchio queste 3 regioni, si mette in ginocchio lo Stato. Questo a livello governativo lo devono capire. Ora, questo non è il momento di disunirci, ma la politica deve rimanere unita. Però è anche vero che noi chiediamo in maniera responsabile che si faccia praticamente una nuova finanziaria. Non è che si può pensare che con 3 miliardi e 7 si risolve il problema, quindi ci vogliono almeno a spanne, dopo bisogna calcolarlo, una quarantina di miliardi di interventi nel settore. Poi guardate, noi siamo pronti, io ho già fatto dei tavoli del turismo regionale,
ripartire, poi siamo pronti, e sentivo anche le altre regioni che lo dicevano ieri, a ripartire con la comunicazione internazionale, nazionale e internazionale. Però è ovvio che lo si fa ad emergenza finita, perché se io mi metto a fare promozione internazionale adesso, io ho visto tanti video girare, no? Anche delle località, sono tutte cose belle che ci danno anche un po' così, un po' di forza tra di noi, però rendiamoci conto che non hanno nessuna valenza promozionale all'estero. La vera campagna la si fa finita l'emergenza. Un passo alla volta. Ringraziamo l'assessore Caner e ascoltiamo allora che cosa ci ha detto il presidente Zaia. Noi siamo preoccupati della salute dei veneti a 360 gradi. Questo è un virus che ha un alto contagio, quindi può toccare tutte le fasce della popolazione e può mettere in crisi il sistema della sanità. Tradotto per i cittadini significa che abbiamo le terapie intensive che devono essere sempre pronte ad accogliere un paziente, ma se passiamo un certo numero di pazienti è inevitabile che poi si vada in crisi, ed è esattamente la preoccupazione che hanno tutte le regioni. Oltre alla preoccupazione sanitaria c'è anche quella economica. Quella economica è cogente proprio oggi, visto e considerato che avremo l'incontro con il Presidente del Consiglio. Presenteremo una serie di misure assieme alle altre regioni delle zone rosse, quindi Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, e andremo nella direzione di chiedere misure urgenti per il mercato, per le imprese, per il turismo in particolar modo, e poi per tutto quello che è anche una campagna di promozione a livello internazionale di quello che è la nostra economia, il nostro tessuto produttivo. Anche gli ospedali sono in sofferenza, soprattutto quello di Sant'Orso e quello di Treviso, con medici e infermieri in quarantena. Noi abbiamo applicato in maniera assolutamente ferrea i protocolli, per cui il positivo, la persona positiva fa scattare ovviamente tutta una serie di attività che sono la verifica dei contatti, come si dice, e quindi penso che questa sia l'unica metodologia che può garantirsi la non diffusione del contagio. Per ora siamo in grado di rispondere, nonostante ci siano parecchi medici e sanitari in isolamento fiduciario, asintomatici, non ammalati, e siamo in grado di garantire il servizio, assolutamente sì. Per quanto riguarda le terapie intensive avete definito il numero di posti? Ma guardate, noi di base abbiamo 484 posti a memoria, ricordo, di terapia intensiva, che vengono utilizzati e sono occupati più o meno mediamente per il 60-70% per l'attività ordinaria, che va dal trapianto a quadri clinici complessi. E abbiamo un progetto per aumentarne ancora di qualche centinaio e si va in questa direzione. Il problema nostro non è la capacità di aumento dei posti letto, ma è quanto invece il reperimento delle attrezzature, che abbiamo ordinato in tempi non sospetti, però il mercato è collassato. Da questa crisi ne viene fuori un dato concreto, che l'Italia non produce più nulla. Le mascherine dobbiamo comprare dalla Cina e dal Marocco, e tutte le attrezzature le producono in giro per il mondo. E forse dovremmo interrogarci sul futuro anche su questo. Che cosa dirà a Conte? Che noi ci consideriamo innanzitutto tutta zona rossa, trovo assurdo pensare che solo una parte della Lombardia sia zona rossa, una parte del Veneto piuttosto che dell'Emilia Romagna. Siamo ormai toccati da vicino, da un lato perché comunque i focolai ci sono in tutto il Veneto, in tutte le province del Veneto, e dall'altro perché comunque il danno diretto e indiretto l'economia lo subisce sempre, che abbia il cittadino ammalato sul suo territorio, che non ce l'abbia, o che ci siano i positivi oppure no. Noi porteremo avanti questa sfida facendo capire che una realtà, parlo della mia ma potrei parlare anche della Lombardia o dell'Emilia Romagna, realtà come le nostre sostanzialmente rappresentano il PIL italiano. Noi abbiamo 150 miliardi di PIL all'anno, e quindi capite che la recessione del Veneto è la recessione dell'Italia, e così vale per la Lombardia, così vale per l'Emilia Romagna. Senti, di non fare sovraffollamenti. A Venezia si promuove l'aperitivo gratis, non stride la cosa? Ma guardi, capiamoci su una cosa, le regole basilari sono 2 o 3, a parte quelle di natura igienica, di lavarsi spesso le mani, di starnutire sul gomito e non sulle mani per evitare di passare l'eventuale virus ad altri cittadini. E poi ci sono 2 regole basilari: non frequentare luoghi affollati e mantenere una distanza di sicurezza quando si parla con le persone. 1 metro, perché? Perché noi quando parliamo emettiamo un aerosol, e questo aerosol di vapore acqueo rischia di inalare il virus. Tutto qui. Se poi il cittadino decide ancora di andare allo spritz e altre robe, poi chi a causa del suo mal pianga se stesso. Però è anche un atto di irresponsabilità, perché se diffondiamo il contagio, poi chi ne paga le spese sono le fasce più deboli della popolazione. Noi abbiamo l'obbligo di difendere i bambini immunodepressi, le persone che hanno patologie complesse e gli anziani che magari hanno quadri clinici ovviamente difficoltosi. Quindi evitiamo l'aperitivo gratis?
No, io non sto criticando il tema dell'aperitivo gratis, che uno lo può fare anche a distanza da 10 metri da un cittadino all'altro. Io sto parlando semplicemente di quello che accade nelle piazze la sera e che sembra, io immagino che sia anche una forma per esorcizzare il problema, però guardiamo in faccia la realtà. Le misure dettate, che sia chiaro a tutti i cittadini, non sono un'invenzione della politica, ma sono dettate dall'Istituto Superiore della Sanità, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e da tutti i più grandi esperti di virus e di epidemie. Dunque avete sentito le dichiarazioni del Presidente Zaia, quest'ultimo passaggio si riferisce a un'iniziativa che è iniziata a Venezia, in piazza San Marco, dove i caffè storici della piazza si sono organizzati in una promozione dell'aperitivo per cercare di rivitalizzare un po' una situazione che è veramente molto difficile per tutto il comparto turistico del Veneto, come ci diceva l'assessore Caner, e in particolare per una città come Venezia, che sulla voce del turismo ha basato gran parte della sua economia. Quello che accade è che sostanzialmente da una certa ora per ogni aperitivo consumato, ordinato, il secondo è gratis. Ieri c'è stato l'esordio, c'erano diversi veneziani, come al solito la piazza era completamente sguarnita di turisti e appunto certe iniziative possono essere comprensibili, ha detto Zaia, però bisogna sempre ricordarci che tutte le raccomandazioni di questi giorni non sono scelte politiche, ma sono scelte sanitarie fatte su indicazione della comunità scientifica. Bene, con questo per ora da Marghera è tutto, vi restituiamo la linea. Perfetto, grazie. Allora Filippo Fois da Marghera, noi andiamo in pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, siamo quasi in chiusura, il tempo di due notizie, una cronaca con una discarica abusiva scoperta a Casale di Scodosia dalla Guardia di Finanza nel Padovano. Un dipendente irregolare di questa gestione di discarica abusiva percepiva il reddito di cittadinanza, è stato scoperto dalle Fiamme Gialle. Vedremo questa sera il servizio della redazione di Padova e poi la politica, perché domani, giovedì 5 marzo e a partire dalle 12 fino alle ore 12 di venerdì 6 marzo, gli iscritti di A. Rousseau, certificati abilitati al voto, residenti nelle regioni di Marche e Veneto, saranno chiamati a votare per la scelta dei nomi dei candidati presidenti del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali. Si legge questo in un post del blog delle Stelle, quindi da domani fino alle 12 di venerdì il voto su Rousseau per scegliere il candidato governatore del Movimento 5 Stelle per le Marche, ma soprattutto per il Veneto. Vi lascio adesso ore 13, c'è la CGIL e come sempre il mercoledì parleremo di 7:30 e nuove scadenze fiscali con Monica Giomo, Giuliana Maffei e Graziano Basso. Questa sera a 20:10 coronavirus in primo piano, il settore economico, e parleremo degli alberghi, il virus che uccide il turismo. Adesso il meteo, arrivederci. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dal nostro territorio e nella giornata di mercoledì 4 marzo il tempo tornerà ad essere più stabile. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino il cielo risulterà molto nuvoloso con qualche residua ed occasionale pioggia. Andrà meglio invece a partire dal pomeriggio con fenomeni in cessazione e sole via via prevalente. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, valori massimi compresi invece tra 9 e 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia, Giulia, anche qui avremo qualche piovasco a inizio giornata, poi tempo più asciutto e maggiormente soleggiato. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime invece vedete sui 12 gradi all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, bel tempo con ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra -2 e 0 gradi, massime fino a 11-12 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.